Erasmus Day all'Istituto Comprensivo Cavour di Catania. Oggi abbiamo onorato la giornata dell'Erasmus, così come istituita dall'Unione Europea, uno dei più grandi progetti dell'Unione Europea, non solo per i ragazzi ma per i docenti, per la scuola in generale. I ragazzi hanno avuto modo di stare insieme ad altri studenti delle scuole del territorio, delle scuole secondarie d'un grado del territorio, e si sono esibiti in performance musicali di recitazione e di canto. Cos'è l'Erasmus? L'Erasmus è un progetto appunto portato avanti dall'Unione Europea che consente ai ragazzi di confrontarsi, di scambiarsi opinioni, formazione, cultura, strumenti, e di crescere insieme, di condividere ideali, valori, competenze. Dà la possibilità a loro, ma non solo a loro, ma anche ai docenti e a tutte le scuole, di confrontarsi, di scambiarsi lingua, cultura, opinioni, tradizioni, di lavorare insieme. Oggi in un mondo globalizzato come il nostro, questo fa sì che tutti diventino cittadini del mondo, non solo europei, ma grazie alla globalizzazione abbiamo la possibilità di tenerci in contatto, di comunicare con il mondo in tempi reali, quindi tempestivamente, in particolare con tutti gli studenti dell'Unione Europea con i quali condividiamo formazione e strumenti e metodologie didattiche ed educative. Quale migliore occasione come oggi per celebrare l'unione, appunto, l'unità, una condivisione di intenti e quindi celebrare la pace, che sia una pace eterna e duratura. Ringrazio tutti i docenti che hanno collaborato alla realizzazione di questo progetto e gli studenti che sono impegnati nelle loro performance musicali e culturali, e tutto il personale docente anche delle altre scuole e tutto il personale docente ATA del nostro istituto.